peccato, pure la croce. Crisce! E che stai la croce mia, Crisce! Casama, che ti credi che mi fa faticare? Crisce! Non posso lasciare! Amore subito! Che è tuo sangue! Ma che ritmo, che ritmo voglio sapere? Non posso passare qua, da poco mi facevi rompere il naso. Lo vedi? Perché non sai che quando ti chiami a correre, no? E come vorrei, non vedi quello che sto facendo? Che stai facendo? Mi sto cucendo in scatola. Mamma mia, ancora a finire. Ma ti chiamato poi perché si trattava di una cosa importante, no? Perché questo non è importante. Ma tu capisci che io se per oggi non consegno questi scarpini a Donna Lucia di fronte, caso c'è la guerra europea. Mamma mia bella, ma insomma tu non ti rendi conto che hanno un momento nata ci avremmo un po' per lo sposo di nostra nipote con la sorella. E che figura facciamo? Che figura facciamo se non trovano niente preparato? Ma che può preparare? Non ti rimane niente pronto là dentro. E che baricere, anche una stalla ma pulita. Ma là ci manca tutte cose, non ti rimane una seggia sana. Maronna, che vergogna, niente di scuro, non so, no dove sta a sentire mia nipote si silenzia. No, la signorina. La signorina, perché ti musica da legge, sì. Non fa parlare, ma non può mettere in capo, che tu sei una semplice a guardaporta e io mi servo solo a chiarire. E tu quello sì, e che le rimandano solo a chiarire, niente più. Beh, dici, guarda là, guarda. A così si volete le scarpe, sì. Questa è cromatina moderna, cromatina sta di classe. Maronna, Sì, senti, vi arrivo un attimo dal fioraio. Tu fiorai? E che abbiamo fatto fiorai? Oh, ma quanto siete stupido. È logico che se vado dal fioraio devo comprare dei fiori. avrà ragione mia nipote, poi fate questi figurini. E se capisci, non rappresenta proprio nessuno. L'hai detto? Perché ha così ti imparerà via la bocca. Io? Tu. In da casa non rappresenta nessuno. Niente ha rappresentato perché lo zio non lo sai fare, Quindi capito? quando rispondo è fatica. Ma che zio volgare, ed io che sognavo una vita ben diversa da questa. Non ti preoccupare, bella razia tua, che tu diventerai una signora come me. Se capisci che non si sposa un nobile. Un nobile, e in 30 anni sei detto, il figlio dell'assessore di Sparanizza. Sempre un guafone. Vabbè, ma vattene capo, che quella lettera parla chiaro. Giovane, strovito e ricco. Perciò mi raccomando, parlate correttamente e non vi fate conoscere subito che siete un giabbettino. Mi disse che hai mia nipote. Mi raccomando, traliano devi parlare, traliano. Non parla tu. Io metterà la lente tutto pulita. Non ti preoccupare, ma lavo con sapone profumato. E andiamo, che do? Zia, io vado, Anzi, va. Scerea? Allora. Hai visto come ce l'è bella la nipote mia, hai visto? Certo che è una soddisfazione a tenere una nipote così intelligente. E a me belliare, è una lettera sta partita, ti vuoi a fare Ma come pressione? mi fa faticare, sì io? Ma mi hai preparato? Ma che aspetta che ti voto, non partiamo in fronte? Ma tutto Martino di fronte a me. Ma roba mia bella, ma roba mia bella. È meglio che mi sto zitta e non ti rispondo, sa. Tu hai ragione solamente che io devo fare i preparamenti. Ma mo che viene da partenente, Crisce. Uomo mi riviene fuori che ti già combinato. Tanto, te la gioca, poi ti faccio vedere. In mezzo a pazzo, dove Ma va? Crisce! Si è ritirato da una maglia. Chi è? La Rosia asciutta. Ben trovato. Ma sto Crisce, volevo sapere se si è ritirato da una maglia. E sei giustificato. Come si è giustificato? Così ti guarda poco. E la vita sapere. E non voglio dire. Ah, ma come ci cazzo che non mi merita? E beh, voglio, e quando conferenze? Ma che resto fatto? Io devo essere rispettato. Ma perché non mi ha voluto riuscire? Ah, tu voglio dire. Come fai la cosa buona? Vattene e fammi faticare, no? Ne, Crisce, Dite una lucina. sti scarpini sono fornuti o no? Proprio a voi sto sorprendendo, vedete, pocato. Chiama belli, pare che stai facendo un San Giorgio a cavallo. Ma perché ve la vita mettere? Ecco sai, che mi mette le scarpine a conciato. E che non ci ho regalato. Anzi, per te c'era meglio. Ah, già fanno pure carità, va. E beh, allora perché sta pressa? E voglio subito, mo. Va bene, va bene. Valentone, a tempo, vieni a casa che ti ha già domandato una cosa, vieni. Che ha volito?
Voglio che non mi venire più a piessa a fare spia. Io faccio spia a voi. Ma quando mai? Ecco te grido che sono scemo. Che non me ne sono adunata che mi stai sempre a rete, ne? Ma voi avete pigliato un sbaglio. E proprio qua ragione mi avesse fatto sta spia. Con due ragioni. Una, per portare spia che la Musciottina e Maria, se Gennarino parla con me. E un'altra, per portare spia a Gennarino stessa, se parlo faccio qualcosa con Cocorona. Io? E tu, perciò riguardo di sta avvertimento, sa? Ma quando è vera Maroni, non è vero quello che dicete voi. Sì, sai longa la canzone, ma con me non c'è spunta. Grisce, Ditelo. quando sono pronte le scarpine mi hanno a mille. Sarete servite? Esatto, senza- buono. Non vi preoccupate, il mandarino. E che mala serve? E bene, credo, lo voglio. Per poco non l'ho giusto un bandarello a piessa. Eccomi qua. Vedete che beffone ho comprato? Se vedi che i soldi non è che ne fa. Non c'è più brutta cosa per da fare con persone rozze. Vuoi che me la diamo? Zoppicone! Sul culone a me. Ma sto crescendo, ci facete caso, che è la pazziata. No, ve l'ha fatto veramente, voglio. E vi avete sta manera. Ah, qualche giorno hai visto? Maurimma. Ma tu crescendo, e viene da botte che queste scarpe scassate invece di tu ciò. Si martellate in cavacchia pure se no alla proprietaria di questi sciarpini. Ne posso spuare queste ma mi le scarpe. Oh, tanto niente. Ma Grisce, Dite chi è? sapete se Gennarino sta ancora? Ah, ufficio informazione ci mettere scritto. Non è venuto ancora. Mentre non gli ha visto e stiamo aspettando per mangiare. Ma ieri sera si è ritirata a casa. Ah, mannaggia, che vacanza ma dice, mannaggia. Tu mi tocchi un po' punto debole. È meglio che non parli. Non parli. Ma io non vi capisco. E che può capire, figlia mia, che può capire. Mi capisco solo io. Io. E basta. Io mi capisco e nessuno. Io. Coppone di Mavrita l'hai vista? Dimmi, l'hai vista tutte e due? Oggi visto solamente adesso. E a te che la faccia spia. Coppone, guarda che tu mi dici la verità. Solo tu mi puoi capire. Perché tu solamente puoi capire che significa. Ma non te ne ha nessuno. E non c'è niente, ya tengo. Ma ve le gennarine e veniamo pure noi. No, avvito tu. Mi vanno a incontrare Gennarino sperando potrò. E vabbè, e allora faccio come dicete voi. Però cercatemi in presto, perché oggi non ci buscate niente. E a dire la verità, la panza si sta facendo sentire e va a mangiare. I pago, vi aspetta avevo, ma ci danno presto. Ah, maronna mia. Aiutami tu. Buongiorno Maria. Buongiorno. Maria, voi mi permettete che vi faccia una domanda? Dici. Io ho sapito che io non sono quello che mi dice in mezzo a parole. Io sono un uomo che la verità sa leggere in faccia. E con questa me pulito. Amore mio, e che posso volere? Voi siete una buona guagliona. Ma io non vi capisco. No, voi mi capite e facete finta di non mi capire. Sentitemi buona e guardatemi in faccia. Lucia, innamorata mia, Santello con Gennarino, innamorata vostra. Dio, ma avete deciso? Dico tutto quello che voi già sapete. E che state chiagnando lacrime e sangue. No, Gennarino che sta a me non può fare. Gennarino non me la sta Ma per... una mala figlia, sì. È la parola esatta per definire donna Lucia Ferrante. Eppure voi non potete capire, Maria. Non potete capire. Ma perché il destino non ha messo in coppo cammino nella vita mia una femmina come voi? Io l'avrei adorata in ginocchio. E invece se voi sapessero, Maria, se solo sapessero. Tanta volete bene. Ah, non so, si è bene, si è amore, si è paura. E voi che soltanto non mi principi, vi mettete paura che la femmina. Ah, io non mi stonda così. Io non t'arraggio sino al nudo. Ma Gennarino è domia. E domia sarà, sì, domia sarà. Sì, parla e mi incaricava. Ah, la solita visita che non manca mai. Buongiorno, non cresce. Buongiorno e salute, buongiorno. Non cresce, per combinazione ha visto le viste. Donna Lucia, sta lì da poco è trasuto. E chi ti ha detto che poi le parole di Lucia? Eh no, faccio visto qua e mi credeva. E non ti avvererà io! Vabbè, non mi credi più. Perché io non intendo parlare di Lucia Ferrante, ma il Raffaele l'esportatore. E perché che sapete che allora Raffaele va in casa a una Lucia? Alla costa Lucia! Io te l'ho già spiata perché sa tu
l'avesse visti Di passato. E io l'ho visto perché fine ma non l'ho visto. E basta. E allora grazie. Prego. Bonsoir. Chi è sto puntuale? Sentite, mo sapete che cosa faccio? Per chi sa la piazza vi serve libera, pulita. Io mi piglio un magazzino e mi porto la via lì. Così potete fare il vostro comodo. Vi lascio solo. Vi lascio alle vostre cose. Non vi do fastidio. Vi lascio pure a puntuale. Io me ne vado. No, me ne sto andando. Mi raccomando, trattate pure a puntuale, ma va bene. Ma chi è sto puntuale? Oh scemo tu fa. E tutto tu occhi un po' da me. Pare come si molligessero in fronte. Luci! Luci! ma che ci ho detto tante volte che non ti voglio venire più, ma come vuoi compromettere? Non ti abbassa tutto il male che mi hai fatto, no? Un male l'hai fatto tu a me. Io tenevo una casa, una posizione, una famiglia. E poi via tu hai perso tutte cose. E mo che non tengo niente mi dice non ti voglio avere più. Sì? Ecco pulizia che avessi a spartare la miseria con te. E se considerate che non si buono, ci amo tutto quello che mi serve, a così... Ti hai trovato subito in piazza. Ecco, mo chiama scemo. E sapere che non hai mai tenuto affetta con me. Affetta. E che significa sta parola? Quando ci manca il necessario, eh? E se ti dicesse che mi potrei fare una posizione, saresti disposto a tornare con me? Allora sì. E beh, saranno gli occhi tuoi che mi faranno vincere. Purché tu mantieni la promessa. La promessa mia dipende che tu torni non da voto come prima. Ricco e forte. E la sarrai a Gennaro. Ah, che conta? Chi l'ha per me è stato solo un capriccio? Io ho cercato a tra potenza e ricchezza. E chi voleva sapere la davega forza e violenza. E io ti sto parlando che forza e violenza. Purché tu torni a me una volta. Ah, mannaggia, a caurare polla e maccaruna, non si menano mai. E poi dice che non fai a spiole. E chi è suo io? O sacci chi è? Andiamo, va. Allora Ivano, Va, ci arrivi. ci vedremo. A più tardi. Più tardi. E poi dice che non fai a spiole. Guai secondo qualche cosa a Gennarina, povera a te. Ma che già contasi non sacci niente. Ah, tu dici così, fa paura. Ma poi quando vi rompe ne fattore tuoi, lui conta pane, vino, vabbè. No signore, io non conto niente. Ah sì? E allora che stiamo facendo a Maddalena? Abbiamo incontrato Don Gennarino, perché a mamma sta con pensiero. A caurare polla e maccaruna, non si può manare. Non io! Tu sei scesa per me fare spiamo! Uffa, va giurita che hai una faccia a spina. Non te credo! Non te credo! È stata la storia che mi lo facete male. Oh ma non puoi fare tu a me, ma è fernuta! Vada bene, che è finita! Ah, tutto quanto contro me! Oh, la forza che Gennarina mi ammazza! Ah. Sta piendosi a casa. Che sa, Luci, che sa? E che adesso? Tutto quanto contro me! Oh, la forza che tu me lascia, Gennarina! Io lo lascio. Sì. E poi lo lascia a te. Che sa? Piangi la chi sto quello che tu benefichi. Che è Papparilla? Pappanilla. Perché che ha fatto Papparilla? Che ha fatto? Che ha fatto? Porta spia tutte cose a Maria, a mamma. Tu non si scorda proprio niente, sa? Ah, sei tu che fai la spia? Sei tu che fai un messo in giù, cioè? Io non saccio niente e non porto spiano nessuno. Ah, niente. Saccio solamente che Maria e Donna Maria chiamano sempre per causa vostra. Oh sì, e poi dice che non fa spia. Dice la Caterina, a questo momento in poi non guardarci in faccia. Fa conto che per te non esiste. A non mi incontro, non mi saluta. Perciò va a te, andiamo. Va a te, andiamo. E va bene, ne va. Però ricordate perché quello che facete non sta bene. Me ne vado, me ne vado. Basta che non vi pigliate colpo. Tanta vita mia così adesso.
che zana via molte fritte e molte fame. Ma prima che me ne vado con Gennarino, ma come vado a Maria Donna va? State buona Gennarino, state buona. Ti si commossa pure Pappaniella, mo. Mamma mia, e quando scrupolo. Maria, Pappaniella, mamma ta. Nessuno scrupolo, lo ci voglio bene solo a te. Ah sì? E Maria allora? Ma che c'entra Maria? Maria è una paglione, certamente incontrerà qualcun altro e si scorda di me. E va bene. E mamma ta? E che c'entra mia madre, mo? Ah va bene, cioè me. Ovvio che non risponde. Ma che c'entra? La mamma è nata cosa, qui. Sì, e battenato mamma, da allora va. Ma tu lo facci mazza a me, non ci. Io sono buono, caricatevole, ma io posso assicurare impazzire. Però la mamma è nata cosa, Lucia. È nata cosa? E battenato mamma, ta, perché tanta. Io tengo a chi si facesse accirare per me, che te credi? E chi è questo, parla? Parla, Lucia. Io sono buono, calma, caricatevole, onesta. Però si sa che qualcuno vuole rubare me. Io scippo con la pietta, Lucia. Io non pazzesco. Ah, così mi piace, violenta. Così ti piace, E chi è Cristiano? Raffaele l'esportatore. Sempre se fa forte di renare con te. Senti, Gennaro, mi per salvare sta amore nostro. Ce l'avessi mai fuori a Napoli. Ma, fa che so? Ce l'ho una somma renare non indifferente. E quando ci vuole la riena? 15, 16, 17 18, 19 milioni. milioni. Ma che ora ricarica? Sti soldi li facciamo, ma basta che sia felice. Io per te io sai, va che pure a rubare, perché si ha femmina mi hanno a rubare lui. Hai capito? Non ti preoccupare, sti soldi faccio ce ne abbiamo a Napoli, perché mi sono sfastidiato pure e sta in testa terra. Ce ne abbiamo all'estero, ce ne abbiamo a Toronto. Dricciata che sospira, scende uno pensiero dinda sta fantasia. Ognuno di loro nasce per amore, cado ce lo chiamare come a te. Inverno d'amore sei tu, perché prigioniera svede mi misi in terreno, ma faremo d'amore e non ti cure me. Aggiunti sei passi a voce. Sei tu? E beh, è meglio che lei capite stesso tu, Che tutto è cornuto te la metti. Che
Che sturisci? Come vedi che si una vaglione intelligente. E tu questa specie femmina vuoi spezzare l'amore nostro? E si vede che ha tenuto buon gusto. E poi perché la che ti prega? La cala è vera, sa? E che ti posso dire? Ma hai ragione tu. Gennari? Ah, il quadro è completo, Ma che hai fatto, belle mamma? Non sei venuta a mangiare? Yam, sta pure Maria innamorata tu. Vieni in coppia, è tutto pronto. Non neanche c'eri. E da mangiare solo voi. Anzi, sapete che volete fare? Mangiate pure stasera perché non vengo più. E perché? Per venire con me, che voglio più bene via. Tu? Ehi, E come può voler più bene me? Conosci forse bene mamma che significa? E sacrificio, palpita. Ma tu lo fai solo per capriccio, per fare rispetto a marito. Zitta mamma, un altro qua, No, volevo ritenere tanto fiato per far arrivare sta voce mia a tutte le mamme vicine e lontane, per far scagliare contro sti male femmine che cercano di distruggere i figli loro. Lucia non è la femmina che dice tu, Lucia mi va bene. Non mi vedo, sta femmina non è nemmeno degna di guardare in faccia. Zitta mamma, se no mi scorda come si mamma. E che fa? Ti posso mettere pure in mano? No, Gennari! E va, e io come mi ha addolorato, mi tengo tutto, perché legge il destino, che la mamma da sopportare qualsiasi dolore, ma me ne arroglione Gennari, che te ne punterà, e solo allora ti ricorderai che la mamma si rispetta. Si rispetta, Gennari, si rispetta. hai visto? Hai visto come sono stata offesa? Ma è mamma, Lucia. E vattene a tua mamma, da Gennari. Insomma, vuoi farli? Sono abuso che io ti voglio bene. Non ti preoccupare, va via, gli faccio i soldi. Sì. E ce ne scappa a Manapola così non è più stillamando. T'aspetto, Gennari, Non ti preoccupare, va. 15-16 milioni. I piedi, non correre i piedi, mi fanno male i piedi, non correre! Tu vieni di che calmo. Non ti preoccupare. I soldi ci Guarda, stanno. si mi arriva. Li facciamo venire niente. Domanda. Scusate, E ci andiamo a camminare. scusate per favore. È chiaro? Scusate. Scusate, per favore. No, io volevo domandare, no? Se voi... Se E allora la maronna del varco. Volevo domandare se voi... Allora, a fudere la maronna del varco sì. Noi volevamo Ma solo che vuoi? domandare una cosa. Come mi chiamate? Volevamo solo- A Romanita! Ti tengo certe cose in capo, tengo. E ne brucio, Che bella educazione! Abbiamo fatto proprio una bella entratura. E cosa ci vuoi fare, fratello mio? Quello era proprio uno scostumato. Ma dimmi una cosa. Ma tu te lo ricordi il numero del palazzo? No, ho perduto l'indirizzo. E allora adesso come si fa? Io voglio vedere la sposa. Adesso domandiamo, no? Sì. Questo per me rappresenta un grande lavoro. E io non so se ci riesco. E ci devi riuscire. Ma che devo dire? Fratello mio, che ti devo dire io? Ma devo fare qualche cosa. Si capisce. Salutare a tutti, a lei una stretta di mano più forte degli altri e poi tutti quegli avvertimenti che ti ha fatto papà. E io non mi ricordo che mi ha detto papà. Come? Che lui è occupato al municipio, che non vede l'ora di conoscere la ragazza. Vabbè, allora se sono queste piccole cose qua, io me le ricordo. Madonna mia, ma che hanno fatto che sti cavoli sono venuti più? Madonna mia. Guarda Filippo, c'è una donna, adesso domandiamo a lei. Scusate. Ma che è arrivato a cercare questo, grazie. Per favore, potresti indicarci dove abita la famiglia Chiapparelli? Sì. La famiglia Chiapparelli? Sì. Mamma mia! Collega di sua sposa! Li conoscete? Sì, li conosco! Io sono la Chiapparella! Sì. Cioè sono la zia! Della sposa? Sì, della sposa!
Madonna che emozione, scusate tanto, io veramente non vi aspettavo proprio più, invece vedo che siete giunti subito, siete giunti e io non ho avuto neanche il tempo di mettermi in grande uniforme. Credo, comandante reggimento. Hai sentito, Fillucci, è la zia. Ah, bravo. Sì, E Ghiamo, dille qualche cosa. Ecco. sì. Io sono il figlio dell'assessore di Sparanisa. Però mi vedo un po' imbrogliato e non so che cosa dire. So, parla tu. Bella, questo qua sarebbe lo sposo. È proprio, ma lo dovete combattere. È un po' impacciato perché è la prima volta che vi vede. Sì, ma non vi preoccupate, perché lo scegliamo noi. Sì. Anche perché quando vedrà la bardascia, e non perché mia nipote, ma vi posso assicurare, signora, che tiene pizza, qualità e misura. Ah, bella, la nipote mia è bella. Aspettate un momento, un momento. Ma che parli spagnolo? Crescenzio! Cecilia! Usciate un momento qua fuori! Sono arrivati gli sponsali! Mi dovete perdonare, signore, io la verità non vi aspettavo proprio più, ho detto vuoi vedere che questi adesso non vengono più, voi non sareste proprio arrivati più, mamma mia, invece siete giunto bello, forte e pieno di salute, mamma mia. Ma che lingua tiene che? State zitti. Non capisco niente, parlo di straniero. Ma dai, che lei? Che lei? Ma che lei? Ma mi state tornando muto? Crescenzio! Cecilia! Vi faccio la rappresentazione della sorella dello sposo. Serafina Bottone e questo è mio fratello Filuccio. Piacere, Bottone. Dato Bottone. Figlia dell'assessore di Sparanisa. Ciao, tu bella. Zio, fate il vostro dovere, presentatevi. Sì, aspetta, bello. Pian. Ma dai, cacciarisci, non so ci metti Crescenzia! Ma sei proprio un curcio di carciofola spennata! Adesso faccio tutto io la presentazione, aspetta, scusate. Dunque, ecco qua, su cosa cambia? Suo tuo marito, che è sto coso qua? Sì, scusa, volevo dire, questo signore è mio marittimo. Sì, va come mare. Sì. E si chiama Crescenzio Chiapparelli. Sì, mio marittimo. Lei è mia nipote Cecilia, la quale io sarebbe la zia, lui sarebbe lo zio e lei sarebbe la nipote. E tu sei la stessa cosa? Sì. E sicché voi siete lo zio. Questa più crudilete, una cosa capire. Zitta. Signora, l'ha detto lei, che io sono lo zio e lei l'ha Sì. detto 6 ore fa. Comunque, se l'ha detto lei, così sia. Sì. Amen. Azzi, quanto è bellissimo. Ti piace, zitto, ti piace? Non è così, ma pare proprio un pastonile con per esempio. Credo che voi siete contenti di sposare mio fratello. E voi non dite niente. Come no? Io parlo pure io. Lei parlate, a te la lingua te non si parla. Io sono il figlio dell'assessore di Sparanisa. Sì, che risa. La stretta di mano ve l'ho fatto, quindi credo che stiamo a posto. Non avevo scritto, voglio. Zia, dite voi qualche cosa, forza. Che ha messo capissimo, ma già tutto cosa, già parlavo forza, che già Questa raccomando, Sì. Ma sai che faccio di scelta? Faccio un bello trascorso. Ma cosa ci dica dire? Tutto italiano, che sennò tu mi capisci, mi capisci? Scusa, parlo, scusa. Tu l'hai dare. Signora, sorella dello sposo, io vorrei pescare. Ma manca la carne a lei. Ma
Io vorrei pescare tante di quelle parole, ma tante di quelle parole per mettere alla vostra presenza tutta la gioia che mi sento nel mio interiore. Ma è tale lo sbattimento, che non mi fa cocchiare propriamente niente. Però vi posso dire che il vostro disonore ci ha commigliato di commiserazione. E non vi dico altro, no, niente più vi dico soltanto signori, questa è la Bardascia, prendetela! Vedete, non ve la diamo per 500 lire, sì, né per 400 lire, né per 300, 200 lire per 2 lire. Tu parli da un livello, signori! Sì, te volevo dire, scusatelo. Volevo dire, signori, questa è la Bardascella. Prendetela, è tutta roba vostra, eccola qua. Io ho menato fuori quello che dovevo dire. Adesso tocca a Luglio. È meglio a Augusto, faccio qua. Adesso tocca a Luglio che deve chiacchierare. A te o sei, fatta annanzi e parla, Mannaggia, di che devi tirare ci state qua fra? Avanti, dite, parlate, Un momento, signore. parlate. Ultraliano, Signore, un momento, perché io non Sì. è che parlo con me mia moglie, sì. io mi devo concentrare. ma Bene. Io quando parlo, Bene, Cristiano. quando io parlo, Bene. Bene, italiano, ci canti che canti. io vi dicevo Bene. io vi dicevo Bene. come parlo di sti cos'hai? Gesù, ma tu stai a 3 ore ancora a cucciare una parola, tu no? Signore, io ogni tanto non so come parlo, mi sento una cosa. Mamma mia, come si muove? Scusate, signore. Dunque, come ha detto la mia meta qui, Che stai dicendo? Non comincia più. Tanto bene, andiamo. dunque, ma che stai chiamando la creatura? Io non si dice dunque, si dice dunque. Ah, grazie, ora devo fare a scuola a me. Belle, Se non fai una cosa faccio cambiare il mondo. Dunque, belle. voi avete ben compreduto col cervello Che siete lo zio. Ah, già lo sapete? Lo sapete che sono così? Ce l'ha giù tutto andato volta. E lei è mia nipote e questa è mia moglie. E anch'io devo dire qualche cosa in qualità di zio, e io sono il capo di casa, e se io non parlo, scusate, che capelli cazzo sono. Allora anch'io devo proferire qualche parola, ma quello che mi volesse dire, è quello che mi volesse dire. No, dico, quello che io vorrei dire, tante belle parole, ma purtroppo mi devo adeguare alla mia lingua che tengo in bocca, perché certamente io sono un misero ciabattino, però vi posso dire che questa qui, vedete, come la vedete così la scrivete. È una ragazza semplice, pura e modesta, è un giglio immacolata e candida, è una piezza candida. E allora io che posso dire? Io in qualità di zio che vi posso offrire? Tutta la mia industria, il mio commercio, il mio bancariello lo metto in faccia a loro. Coglio! Oh, guarda che fai bello, sai! Tu stai piacendo, vai avanti. No, mo facciamo una cosa Sì, una cosa bella, va. Dunque, noi, io e mia moglie qui presente, siamo contenti e siamo lieti e pronti per questa marcia nuziale, per l'infelicità di nostro nipote. Ma tu come hai parlato bene, Cristiano? Una cosa che mi è uscito proprio. Non lo credo proprio, sai? I sententi i vargacci mi stanno bene da chiesa. Ma non come hai fatto
no? Che proprio mi ha fatto... Autostomaco. No, che c'è? Quanto stomaco? Mi ha fatto fa proprio tutta la pelle pecona. Così su, quando c'è una cosa Sì, così? sì, brava, si piace un piano. Zia, senti, ma non mi sembra opportuno fargli entrare? Maronna, avrà ragione che l'hanno votato mio, che sparata, che sparata. Chi ha sparato? Che sparata, dico che sparata, che distratti, sì. Ha ragione mia nipote, no? Perché i ricevimenti si devono fare nella caserma. Ma la via questo quarto, la via. Chiamiamo, ragazzi, bello, entriamo, ma entriamo tutti quanti e facciamo un bellissimo interramento. Accomodatevi. Ah, mamma mia, bella notte, che fa me insieme, mi sono così, Maronna, mi sono proprio così. Voglio finire la scena. Attacchi il mandato di Maronna. Come se non andasse un po' Pulite tra sì, faccia l'entramento. La sposa sta qui, felice e contenta. che fanno sognare. Gigi Godetti, che sono beata. Vedendolo qui, mi sento rinata. Che fanno sognare. Ma quando sono belle, sti negozi. Sono vedendo, sti cucce per via. Ma povera guagliona, e bellezza per bella che sei. Ma non frate che sia buona, ma le vite del padre due. E non capisci la bellezza del tuo Mia nipote è Scisci, Isso è cacao. Chiama bella voce in mano, che non da pavarano. Basta la non sta con loro, dove ora casa. Ma si come piglio sporco, come faccio? A ma baciare. Che la femmina è la femmina. Attenzione, lo stanno. Siamo pronti? 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 Via! Come bella di treno? Magari venga qui e si mette all'angolo, state accorto perché sei sparanissimo, ma guarda un simbolo voglio. State accorto, io caduto a baccare all'angolo. Ah, mamma bella, mamma bella.
Lucia? Tu, Gennari, Ah, stai qua. e che lei che stai così sbattuto? Ma ci mi ha preso che i soldi l'ha già fatto, andiamo 100 anni, Mo, a te sto. E quando a te, adesso la che sto? Fa la valigia e fammi Sì, prezzare. sì, ma ha reviato tutti i soldi. O sacci a rolla giubilato, fammi prezzare. Gennari, ma l'ha vista rubata. E mi pigliavano un guaglione Cristo a me. Non ti preoccupare. Fa la valigia e chiamo Gennari ha già saputo tutto cosa, sa? Ma non sto morendo la paura. Mamma mia. Ma che sta, tra un griscello? Hanno acceso a Raffaele l'esportatore. Ho morto l'hanno piantunata. Ma c'è il commissario. Mamma mia. Raffaele l'esportatore. Ma allora? No, Lucia. No. Ma dove? Che basta? Ma dove riesci? Che sta? Sto morendo. Che succede? E così mi fanno già cominciare. Ma che sta? Dove vai là? Hanno acceso a Raffaele l'esportatore. Mamma mia, per cuore Gesù. Ma voi che dici? Ma chi era questo? Gennari, perché non ci portiamo? Ma perché oggi è scappato? Che tenga avrei? Questo la bella squadra. Parli, capito? Parli, che è meglio per te, se no vai al cielo. Ma scusate, non so niente. Che non sai niente. E va bene, muoio il commissario e parlo questo. Fermi! Che nessuno si muova. Addosso guaglione. Eccolo, commissario. Fammi sentire che sai tu. Commissario, quando voglio bene la parola, non so niente. Dov'è l'arma? Eccola. Va. La molletta. E qual è stato il colpo che ha causato la morte? Un colpo al cuore. Sta bene. Dunque, allora tu assolutamente non puoi parlare, eh? Ma che chiarisci? Quello che ha detto prima agli agenti, che ha visto scappare un uomo. E non guarda. Ma io non sto facendo niente. Dite un po'. Nessuno di voi conosceva questo Raffaele Calvanese, detto l'esportatore? Sì, signore, commissario, conosciamo. Senta zitta, non lo conosci tu. Oh! Che ti sa fare, lo conosco. Lo conosci pure tu. Bene. Allora mi potete dare qualche notizia? Tutto quello che volete sapere, commissario. Non l'ha detto, commissario, non so niente. Fate silenzio. Come ti chiami? Ah, io mi chiamo Maddalena Chiapparetti e faccio la guardaporta in questo palazzo qua. Da quanto tempo? A quando frava cai? A Gerizzo state mazzino. Non mi affondo. Faccio la guardaporta da 7 anni, commissario. Io vengo, crescendo. Non faccio niente. Ho detto che nessuno si muova. Dunque, Sì, tu conoscevi Raffaele Calvanese, vero? sì, signore, commissario. E dimmi una cosa, che persona era? Ah, mamma mia. Commissario, un femminaiolo. Ma, come si dice a Napoli, non ha fatto chiangere che lavatore. Va bene, grazie. Prego, non Ma c'è. ce li puoi mettere così? Non ancora. Ma noi dobbiamo mangiare. Mangerete dopo. Ah, io sono il figlio dell'assessore di Sparanisse. E a me non mi passa manca paga. Hai fatto questa bella figura tua a Paolo. A voi Lucia Ferrante, Sì? conoscevate Raffaele l'esportatore? Commissario, io veramente... Ero buono che lo conosci. Perché se non faccio errore mi pare che un anno fa sia stato il tuo amante. Commissario, ma perché non dice le bugie, però? Sì che si sta dalla sole. Quanto calore. Eccola sì, qualcosa a Lucia. Io ho innamorata mia. Complimenti. Grazie. Una simpatica persona. E come ti chiami tu? Gennarino Buonocore. Buono cuore. Sta bene. E dimmi una cosa, un giornalino. Per combinazione fosse tu che si portiere. Mai visto, commissario. Sicuro? E vi ho pregato, non è mio. Crescendo. Chi le parla la curtiella tua? Tu hai una salvaglina. Come fai volere a me? Giacomo, perquisitalo. Commissario, parecchi biglietti da 100.000. Un giornalino. E a dove l'hai pigliato tutti questi soldi? Sono che mio, commissario. Bucio. Chi sono che Raffaele l'esportatore e tu sei chi la calacisa. Ma che state dicendo, commissario? Arrestatelo. Io sono innocente, commissario. Questo si vedrà dopo. Ma che state facendo, commissario? State pigliando un errore, commissario. Gennari, perché l'hai fatta? E pure tu mi credi colpevole.
Sono innocente, capisci? Gennari, Innocente! Gennari, che hai fatto? No, oh figlio mio, è innocente! È innocente! Amalia, Guido, tu sei mamma? sì, io sono mamma. Porto nome mio. Si chiama Buonacoro come me. Mentre che avesse portato nome uno studente in legge che dopo avermi disonorato mi abbandonò. E oggi non è altro che Guido Veronesi, commissario di pubblica sicurezza. Io? E mio figlio? Sì, è figlio a te. E poi resta. Siamo lo sangue e dici che è colpevole. Commissario, Conducetelo in questura! Ma che fai la riesta? Sì. No! Perché dinanzi al dovere bisogna soffocare ogni sentimento. Portatelo via! Sono innocente, mamma. Quando ti riceve la bugia mi arriva, eppure quando ti riceve in verità, e mo è verità. Sono innocente, mamma. Sono innocente. Innocente. Stai solo, ma insomma, la giornata che mi ha passato a fare, tu vuoi io partire da cucinare che hai una fame che non ci vedo? Uè, non dai che c'è ni proprio stare a cucinare, hai capito? Bene c'è? No. Ricordati che è a luna, c'è in coppa commissariato perché sono stati chiamati d'urgenza. Ah, perché ti hanno arrestato? E tu che stessi trovando? Se no ti facessi i fatti tu e ti stessa zitta. Ma chi? Perché se non parla ti siete morire. Poi adesso parli a me spruculare un pasticciotto. Hai ragione, ma stai parlando ancora del fatto dell'omicidio là? Atto, omicidio. Sto parlando. Tu ti hai detto che l'hai fatto tu, hai capito? Perché vi ha fregato lei? Ma fai arrestare qualche giorno. meglio così, io a così magni viva spesso lo guarda e sparaglia. Tu che stessi trovando? Che passa? Madonna mia, che lei sta facendo passare 10 minuti a me, ma come si può fare? Ma come si può fare che lei tiene proprio la faccia e corna vecchia? Come si può fare? Che non niente di meno dopo tutto quello che è successo, tiene ancora un processo che si cambia. Ma che te ne importa? Ti hai fatto tu? Come che me ne importa? Me ne importa e come me ne importa? Perché secondo te tu stai venuto perché è venuto, perché è venuto, sta venuto, perché è venuto, perché è venuto, sta venuto, perché è venuto. Ma che ne sacci? Ma che passo? È venuto a morire, e che non può fare niente? Non si è preso ancora conto che ha fatto a fiata Don Alfredo e se l'ha messa in casa, se l'ha piazzata. Mamma mia, gli ha spennato come una gallina che... A te poco da questa poco. Ma non è la retta, fatti ricammici lui, facciamoci i fatti nostri in casa nostra. Vabbè, non ti ricammici io si capisce, ma che ha contato la gara? Si viene proprio sangue e pimma, ci rende pena. Vedi, mi c'è scarato, trase mamma a parte l'India, non mi fa spazzare a me, trase l'India e va a cucinare. Io tengo una fama che non ti vede, e Irina si è azzeccata con la panza. Perché quando mangi si scotta neri, sai più sicco si là, dai. Lo stuzzicatette, tiene fame, tiene fame e lascia correre. È segno di salute quando tiene fame, lo sai? Sentite zio! Chi è? Sentite zio! Che passa? Ma radami, vuoi che non? Sta malato Sessinella? No, quando mai? Vostra nipote crepa dalla salute! Ma non che paura, mangiami. E allora se posso sapere che è successo? Voi non mi avete dato una moglie? No. Mi avete dato una vipera, una iena, ogni momento una questione. E per delle cose poi stupide. Raggio, Gesù, queste cose stupide succedevano da un momento all'altro. No, sono già parecchi mesi che facciamo queste questioni. Ma non ti si cresce, sono già da parecchi mesi, tu ci pensi che la povera creatura si sarà fatta secca secca. No, quello vostra nipote sta bene. Qua quello che soffro sono solo io. Ah sì, tu che stai malato? Non posso manco pagare, non so che la voglio. Sì, però adesso io metterò tutte cose a posto. Ecco. Ho fatto un telegramma al paese, verrà mia sorella qua a momenti e poverino che le succede. Vabbè, che paura. Ma perché
che quando vai a stare che fa? Voleva sargento e mo mette a capurare. Chi lo sa? Ah, stai qua? Ti ha preceduto? Sì, ti ho preceduto. Ma che è successo? Posso sapere chi ti passa tutto? Adesso vi racconto le cose come stanno. E poi mi direte se ho torto o ho ragione. Parla, bello l'anziano, parla. Che tu con me hai sempre ragione. Sì, capito. Poi il torturato, devo essere solo io. Guardi che torture stai facendo tu a me. No, sono 21 mesi, ma tu mi stai facendo le torture, a me Sono basta. 21 mesi e tu... Ma volete fermiano? Ma che schifezza è? Da un quartiere mezza via fatto tutto sta voi. La gente che ci piglia a noi. Per lasciare io che lui si può signorare, sì. Ah, ma so che... Mamma, forse passano ai media, passano... Ascini con porchi la mia, invece non mi parlo, io fatto sentire e sento che si stanno appiccicando, no, ma che si sia, parlo. Non ti preoccupare, ma metti tutto cosa fa. Già. Sono con capo e caso, così io ci ho parlato. Non ti vorrei proprio. Io la ci ho parlato. E parli a fa presto. A buio, a tutte le luci. Bravo. Statevi fermi. Aspetta, tu che è meglio, A parlare Garibaldi. Che è stata, anzi, parli. Zia, sono 21 mesi che sono sposata e lui niente, proprio niente, hai capito? Mamma mia, tu ya passa, non vuoi dire, ya passa. Ma no! Crescete capite? Quelli sono 21 mesi che poi tu no. Voglio comprare così. Ma come è mai possibile che tu 21 mesi? Ma voi che state insinuando? Ma tu ti augurati? Tu non stai bene, figlio mio. Tu avrei quello che fai a passare vuoi dire, lei sapeva una cosa che a stu sorelle non ti facevi sposare. Non ti facevi sposare. Un giuro, un grisante io. Un grisante Comunque vogliono figli, hai capito? Ma va con pazzare e tu va a ormai non vuoi passare più poco, io faccio un tempo di tempo, non parli più. Ma io vi proibisco di offendermi, altrimenti io mi arrabbio e spero. E che fai? Ma che fai? Voglio sapere io? Ah, nuovo, Ma insomma, mica così, ma è possibile che hai da fare un gas, da fare il raccello ma tu non mi capi che ci puoi fare la pazienza. Voglio un logo di conviene di sta zitta, che sta signora tutte e due vede il nuovo fuoco pesante uno, insieme poi che sta ti mettono sotto e ti fanno nuovo. Io sto qua. Io papà sta a Roma. Quali sono i misteri che circondano mio fratello? Ho una secca fica. Prego, la baronessa Serafina di Caprioli. Vabbè, Caprioli, ma frita 5 minuti. Ma insomma è il caso di fare tutta questa confusione, tutta questa qui. Oh, io veramente con guaglioni che ho tanto rosso è frusciato un colpo. Però chi non si mette di buona volontà e cercherà di fare contento. Ah sì? E dici che le carità sì, vedi? Sì, se è per questo io a vostra nipote la contenderei in tutto e per tutto. Vabbè, allora una volta che stiamo a questo, mio signore, ascoltami bene, perché io ti rompo una settimana di tempo, hai capito? Ma non è caso di porre termine, perché io, ve lo ripeto, adesso a vostra nipote io la contenderò in tutto e per tutto. No. Allora adesso, visto che tutto si è aggiustato, possiamo andare a mangiare. No, ma è mangiato? È logico. E andiamo a mangiare, ma non mi è tu mangiato, volessi sapere. Zia, non ti preoccupare, adesso penso tutto io, va bene? Oh, vai, cucini tu, bello, razzi, quanto è bello. E allora, siete invitati anche voi, andiamo a mangiare, cucinando un po' da me. Finuccio, vai dentro e accendi il fuoco. Ma come io vado dentro e accendo il fuoco? Devi andare dentro e accendere il fuoco, forza, muoviti! Ma io sono il figlio dell'assessore di Sparanizza! Muoviti, cammina! Chi ha passato noi con sta schifezza? Forza! Ma che schifezza!
Sì. Preparate da mangiare. Come io, la figlia dell'assessore di Sparanino. Non mi interessa, tu forza, marcia! Un, due, Una, due, va, e tale qua la me che la votare, mamma mia, tale qua lo stesso fuoco mi deve, tale qua. Sì, e poi, ti dice da lì. Bello, vero, hai visto come si fa a rispettare, hai visto? Che re? Sì, fatto nuovo, non parla proprio. Che re? Non dice magari ordinare. Ah, ci tengare. Oh, commissario, aspetta. Ti aspettavo. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Che si dice, commissario, esce Gennarino? Speriamo bene. È uscita questa signora? Sì, signore. Sempre con Donna Alfredo, eh? Guardate che pare c'è il commissario e disse che c'è sempre con Donna Alfredo. Quella è una donna che solo non può stare, ma porettino. E poi specialmente quando queste amicizie escono le carte e 1000 lire. Sì, parlo tu e ti incarica, hai capito? Ma che vai trovando, ne? Io così sono fatto, non mi sto impazzito, capite? Io quando già riceve una cosa, arrivo pure a costa E fa passare un guai a me. Schiatta, crepa, ma io parlo. Ma da lei, dimmi una cosa. Sì? Ma suo nonno Alfredo è stato sempre bene al denaro? Una volta, commissario, ma mo non più. Tanto è vero che avete a sciogliere la società Caporani per la fare l'esportatore. Allora è vero che c'è stato in relazione anche prima? Ma no, guardate che pari c'è, no, commissario. Ma allora voi non sapete proprio niente, commissario. Dimmi un'altra cosa. Sì, tutto quello che volete sapere, commissario. Dite. Suo nonno Alfredo, Sì. come ha fatto a fare tanta denaro dal momento che si è risprato? No, commissario, quello è sempre quello che ho pensato pure io. Mamma mia, che stai proprio a qua via. Sei proprio sbagliato, commissario. Ma non lo so, secondo me forse non vanno più d'accordo, capito, commissario? Perché no? Quando è stato questa mattina, io stavo seduto qua fuori, no? E più ho sapito che io non offendendo mi faccio i fatti miei da casa mia, commissario. Allora mi trovavo così involontariamente un po' seduto per prendere un po' d'aria e dei vestiti, la mulina, ma non ne capisco, commissario. Lì si faceva coppa mano, io ero una raro e piglio, si sapete come parlo, no? Io va a rubare me porte, capito? Proprio così, dici? Proprio così. No, giuro, commissario, si vede una bugia, crescenzielli miei, fra un quarto d'ora da passare mai lì, si vede una bugia. Mi hai tosato, mamma, ma li hai La tosato. verità no. Figuratevi che tutta la giornata di ieri, no, donna Lucia, non si è vista proprio. Veramente? Mo giuro, commissario, mo giuro, si vede che bugia, fra un quarto d'ora, crescenzielli miei, la giovane mia sei carabinieri. Annaccina, tutto lei. Che lei? Non date manca una parola. Taffa, che passa? Dai, fammi sapere se il commissario lo sapere come da cosa, commissario. grazie, niente. Ah, niente più. Qualsiasi cosa, commissario, agli ordini. Io sono a vostra disposizione, ma no. Commissario, qualsiasi cosa. Arrivederci, commissario. Arrivederci, commissario. È spiritosa vostra moglie, eh? È spiritosa, sì. Il livorno che perde la lingua, mi paga a piccire cannella a San Gennaro. Commissario, abbiate pazienza, scusatemi tanto. Quello è un difetto di natura che mi dovete dire, come l'ha pigliato? L'ha sempre tenuto così. Ah, bocca. Abbiate pazienza, scusate, commissario. Non si può sopportare la disgrazia. Vi saluto, commissario. Carissimo, A che punto siamo? dalle circostanze impreviste mi lasciano sperare, ma ad ogni modo non posso ancora pronunziarmi. Speriamo bene, altrimenti sono dovente comunicarvi che la faccenda si imbroglia. È stato provato che i soldi trovati addosso all'accusato non appartenevano all'ucciso, ma erano stati rubati al principale di Gennarino per soddisfare i capricci di quella donna. In conseguenza il principale, che è uomo di cuore, lo ha perdonato ed ha dichiarato di averglieli prestati. Sì, Vedi? lo so, ma intanto la deposizione di Lucia Ferrante è una prova schiacciante e tutto rappresenta non un dubbio, ma una certezza che Gennaro Buonocore è l'assassino di Raffaele Galvanesi. No, non lo dite. La luce sarà fatta, ne ho la certezza. E quanto prima il vero colpevole sarà assicurato alla giustizia, prima che l'istruttore sarà compiuta. Me la godo tutto. Ma intanto è arrivato un mandato di arresto per il portiere Crescenzio Chiapparello. Chiapparello? Sì. Tutti fermi inutili e che non danno nessun risultato. Anche questo è vero, ma intanto devo fare il mio dovere. Giusto. Fate pure il vostro dovere, ma dopo ritornate da me, perché ho bisogno di voi. Arrivederci, Gianni. Arrivederci, commissario.
Crescenzo Pialparelli. Sì, un momento, chi è? Uscito il momento. Sì, qui, ma dai, state accorti, guaglioni mettono in mano in deviato. Mo su, dite. Favorite con me. No, favorite voi con me che sto pronto per mangiare. Fate poco lo spiritoso. Farete con me in questura. In questura? E lo so che devo andare alla questura, ma all'uno, ma non è ancora l'uno. Dovete venire adesso. Proprio in questo momento. Da città che veniamo. Sì. E me quando lo si fa? Va bene, con le buone maniere si ottiene tutto, aspettate. Ma dove? La gente che rimane per uno. Ma dai, un momento! Mia moglie la sta così! Che sta? Ma dai, la gente che rimane per uno. Perché? Ah, questo mamma voi. Ah, che non fa niente, va, marito, mi mangi più tardi, va. Non aspettate perché forse non tornerà con me. Come no? Ma che state dicendo? Non dormi più, marito mio? Ma facete una cosa. Mamma mia, ma non è stato? Sì. Ma galera! Mi devi stare giù, come il Ma naso. non mia bella, ma veramente ma galera! Sì, sì. Ma non mi fa la casa grissa! A così mi ha trovato che non ricchi giovani e gennari, che ne sa? Dimmi un aspettate, mi sta un momento! Ma raccomando, non appena ovire, uno va a saccarsi di arroi! A te deve essere un colpo in fronte. Non ti preoccupare, va! State proprio, Ascoltiamo, come obbligati per favore non baciano quando va Sicilia? Chiamo solo qui per te, madonna! Sicilia, Sì, fino, ascende caffè, o ti andai in un momento carcerato! O ti si va a pigliare un momento un caffè? Andiamo vedi, Sicilia! Adesso, che bella cosa voglio, o ti va carcerato, sapi te! Ma tu vai a marina, la trovare! Sicilia! Vai, va! Voglio, fatto noi poi! Brigadiere, ti ridate quanto più a lungo è possibile! Non facci darci più! La mia voglio! Che nasce costumata e fa! Ma da fa belli sotto a sotto! E a mamma mia, a faccia i crescenti! Buffa, ma che stai oppressione? Ma che fai trovando a me? Come capace? È un spine, Ma non l'hai capito che non ti voglio vedere più, no? Che stiamo dicendo? Ma come è rimasta povera e pazza. Ma bada, Lucia, mi ho imparato a fare troppo male. Io farraggio pure a te. Uè, oh, non minaccia, sa? A sti minacce toi non mi fanno pressione. Lucia ha da risolvere. Ha già trovato pure in strada mia. Perciò, lascia, ma vattene. Non posso sopportare sti momenti di pazzia che ti vengono ogni tanto. Se capisci? Ma non può sperare niente più. Uno morto è nato in galera. E a me mi fai a scipazza, pazza, capisci? Si sapesse che brutti notte che hai passi, buttate d'inferno. C'è sta un'ombra minacciosa che mi perseguita sempre. E io che non ci ho mai tramato innanzi a nessuno pericolo. Ma tremo, mi metto paura. Vai là, non ti avvicinare, mi fai paura. Non ti accostare. Lassami! Alfredo! Ma perché mi guarda così? Lo sguardo tuo mi fa paura. Lassami! Mi fai paura! Lassami! Ascitto pazzo una buona volta e per sempre. Io lei. È disgrazia mia, che ogni volta che scendo da già incontrare sempre in faccia. Povera, è questa, è casa mia. Lo sai? Marichi non posso meglio Ah, lì, che sto volissimo tutto quanto. Ma a questo punto e altri non li vincete. E se capisci, perché tu avrei infamitato e fino a che punto arrivo? Bella fe, parlate come mi da parlare, sa? Mi è rovinata il figlio. Ah, sì? È perché forse c'è la dirittiva a cirere a rafere l'esportatore, sì? Non ripetere più sta parola, perché il figlio mio non poteva accedere a nessuno. Sei tu che mi fai credere un assassino, ma tutte le famiglie che hai fatto a casa mia, tu li hai chiamati a lacrime e sangue li hai chiamati. La coscienza mia è netta, pulita, non aveva paura di niente, perciò avete voglia di ricevere, io resto sempre quella che sono. Quella che si io saccio. E io mi metto scorni e tu dici, perché sentimenti miei non so come i tuoi. Ah, sentite, francamente mi avete sfastidiato.
Anzi, sapete che vi dico? Che quando mi vedete passare, facete finta che non mi conoscete proprio. Mi sono spiegata. Statevi bene. Ah, la femmina! Anima senza Dio! Mi è rovinata un figlio, mi è rovinato! Amalia. Tu, No, Ama, non doni, senti. che vuoi? Va a te, che ogni volta che ti vedo mi ricorderò peccati miei, un peccato che mi ha portato triste conseguenze. Hai ragione. Dimmi quello che vuoi. Quanta capriccio sa fa sta vita. Proprio io dovetti accusare e arrestare mio figlio. E poi dice che la voce del sangue parla, non mio vero, sino che la mano che arresta io figlio mio avesse avuto a tremare. E invece no, pensaste a po' dovere tuo. E arrestare sto figlio mio. È triste, lo so. Ma purtroppo non si può venire meno a certi doveri. Ma io ti giuro, Ama, ti giuro sulla vita di nostro figlio che saprò strapparlo alla giustizia. Quando apparso mi resto cuore malato per una speranza aiutata. In questo momento è il cuore di un padre che parla e non si inganna. Perché il figlio di Guido Veronesi non può essere un assassino. E solo quando ti farò riabbracciare tuo figlio e gli darò il mio cognome, solo allora, Ama, ti cercherò perdono di tutto un male che ti ha già fatto. E solo allora mi darei più grande felicità. È così forte in me questo amore paterno che mi rende fiducioso. E insieme a sta forza tua aumenteranno le preghiere sta povera mamma. E mo va, vai, non ti preoccupare. E che Dio ti aiuterà. E penso, figlio mio. Va. Figlio mio. Onna Luci, vi saluto. Voi, commissario, ma mi avete fatto mettere la paura. E che visto, mamma? No, che io stavo sopra pensiero. Invece a me mi è parso come se ti metteva paura di essere visto. E caccio mi sa mani in tasca a qualcuno. No, è mica se figlio di questo. Ah, e allora? Luci, guarda mi faccia. A sto momento non è un commissario che ti parla, ma è un padre. Intendimi bene. Un padre che può sapere tutta la verità e tu me la dici. Se è una cosa che saccio, perché no, commissario? Tu lo sai, e forse più di quello che suppongo. Commissario, se è un interrogatorio, facetene a me, perché fino a mo' già me ne hanno fatta assai. Se poi lo ritenete opportuno e necessario, invitatemi sopra la questura e Lucia vi serve. E ti sto pregando. È un colloquio amichevole. Vabbè, già che volete così parlare. Grazie. Prima cosa ti domando di quell'amico tuo, Alfredo D'Amato. Cosa ne fai? Che ne so? No, tu sai, Luci. E poi voglio sapere a dove ha pigliato tanta soldi dal momento che stava disperato. Spiata Angilaис. No, io spia a te. Perché l'uomo che sta vicino alla femmina che va bene la dice tutto. A me non mi ha detto niente. Luci, ti prego, parla. Pensi che la figlia mi sta carcerata innocentemente e tu sai che Gennarina è innocente, perciò prima tutto, prima che ti faccia arrestare e tanto sono sicuro che parlerai. Commissario, io non so niente. E allora ma tu di chi? Chi le cacci San Raffaele all'esportatore è stato Alfredo D'Amato. No, non può essere. A voi vi preme salvare Gennarina perché io figlio vostro. No, ti sbagli. Perché se figlio mi fosse stato realmente colpevole sarei stato io stesso ad accusarlo. Ah sì? E allora se credete che Alfredo D'Amato, io vero colpevole, arrestatela, perché a me non mi passa manco la capa. Ma la prova schiacciante me l'era tu. E come faceste credere che Gennarina era l'assassino, adesso dovrai gridare ad alta voce la sua innocenza accusando il vero colpevole, Alfredo D'Amato. Non lo faccio, commissario. No, e tu non sei una femmina. Tu sei una iena, sei una vita. Ma bada, Lucia, che verrà un momento che pavarrai tutto un male che fai. Commissario, quando mi volete a disposizione, il mio domicilio lo conoscete molto molto bene. Statevi bene, commissario. Capito. Commissario, come a voi? Giungete a proposito. Molto probabilmente risolveremo il caso, però bisogna agire energicamente. Mi raccomando. Commissario, buongiorno. Buongiorno, voglio. Voglio, dimmi una cosa.
Ma tu vuoi bene a Gennarino? Assai, commissario. Ma facesse a Ciro poveri a libertà. E beh, se mi riesce che la ci pensato, tu puoi salvare Gennarino. Lo conosci Alfredo D'Amato? Come non lo conosco? Chi lo sta sempre qua, in casa della cucina. E chi lo molla sta razza. No, ancora da venire. E allora potrete venire. Vieni con me, che ti dico tutto quello che ha fatto. Vieni, Giacomo, vieni, capito? Mo che chiama. Dio, ma senza scipazzi. E per chi? Per sta femmina senza anima e senza cuore. Ma mo sono deciso. Manfredo, per carità, è scappato. E guarda vicino. A me? E perché va? Poco fa stai per caso. Donna Lucia ha parlato con il commissario. Aggiunti che diceva Alfredo D'Amato ha ucciso Raffaele Calvanesi. Ha parlato, ma tradotto, ma si va in galera e si va Campusano. Alfredo D'Amato! In nome della legge ti dichiaro in arresto. Tu sei l'assassino Raffaele Calvanesi. Il vero colpevole è stato assicurato alla giustizia. Gennarino Buonocore, ovvero Gennarino Veronesi, è innocente. Beh, si sono stati, ma si va in galera da venire pure donna Lucia Ferrante, che è stata la mia complice. C'è posto anche per lei. La sua complice è Braga Alfredo D'Amato, la sua complice. Ma io ti dico che in da 24 ore sto a libertà, perché io sono 200! Questo lo vedremo, andiamo! Vado così! Oh, bello che è venuto pure là, poi non sono morto di fame, pure assetata già volendo. Pure assetata. Ah. Stiamo parcando in braccia. La gente non ha la passione. Ma adesso tutto il pavimento, cadere. Ma volete fornire? Ma volete fornire? Ma ci devo sangue in capo. Ma pure sangue in capo, voi facete guai e già gli le conseguenze. Perché che poi hanno fatti? Che poi hanno fatti? Che ne sacci? E allora? Secondo me in due quartiere se ne parla ancora, Dai, te voglio, sta un quartiere reputato. Si fa che parla solo di sto fatto. Volesse fatto, sì. È che la Lucia Ferrante, volesse parla. Non so niente. Non dico niente. Come non se la vede niente? Niente proprio. In un attimo parlate sto capito, però mi ci si parlava. Ma perché? Perché state qua? Credo sempre come omicidio che lo esportazione là, che la vera esportatore. Esportatore? Come lo chiamavano esportazione? Ah, che lo calvarese. Che calvarese? Che lo vigliacqua, mettano pure con ceretta. Se ne parla ancora in due quartieri sto fatto, È che la povera mamma mia. E solo essa mi dispiace, che la povera mamma vostra, che è innamorata vostra. Mamma mi parla di 2 martiri, poverello. 2 martiri. Solo loro mi dispiace. La mamma vostra sta tanto malata, l'autorità che a me non mi ha trovato la passione a 7.800.000. Facito scemo, voglio stare zitto. Non scherzate su queste cose. Oh, ma io ricordo che è innamorata vostra, si è fatta così, se ne sta scendendo in sogno. In da strada si scioglie, andrà in sogno. Lo lasciai scemo e vi trovi scemo. Dicete una cosa, quell'Alfredo D'Amato. Voi sapete tutte cose, parlate. Oh, Gennarino, non so niente, vi prego, Lo voglio usare pure le scarpe, ma non mi parlate e sapete perché non so niente. Io ho paura di parlare, non so come la moglie, che la tiene tanta a volte. E se non parla si sente morire. Poi, e se parla e fa le conseguenze. Dite una cosa, il commissario sta indagando. Povero commissario. Oh padre vostro, sta facendo tanto papuio. In che triste circostanza l'avete a conoscere?
Però fu io prima a mi credere l'assassino. Già, perquisito, arrestato, conducetelo in questo... Ma che potevi fare il povero uomo? È dovere di legge. Però mo sto facendo assai per fascino. Sto facendo assai, Sì. Ah, voglio mica mi metto ma un cattivo di chissà quanti esci. ma intanto sto nel capo io come ero condannato. Ero condannato che te una sede di libertà, capito? Poi quando esci. Ma poi perché vanno arrestato? Poi fatto che lo sportatore, la giunta, l'esportazione, come va la musica, ma che... Ah, l'esportatore. L'esportatore. Proprio questo fatto quando è stato pure lui. Non mi non ce l'hai Io pensavo che non ci siamo, che era ossa là, come si chiama? Chiapparello, come si chiama? Chiapparello, dove era questa autocina? Questo fatto là, che ha uscito a impresa. Madonna, signore ti ringrazio, ma non dici tu cose poche. Quindi capito, non ce n'è. Quindi lui 23 anni. Madonna, oh, mamma mia, ma capite? È che c'è con il bastone a cadere. Con il bastone, ma intanto mi piace pazziare con la salute di mia madre, 22 giorni uscite dalle belle. Riesci a 22? Sì, perché non è niente, ma siete un buono giocato fa. Voi siete come me, siete innocenti. Io sono un buon guaglione. Ma io un buono guaglione sono io. Sono io un buono guaglione, voi sapete, in due quartieri mi conoscete voi. A chi ha ucciso? A nessuno. Che sto pazzo giurato, mano sul fuoco come molto scevolo. Era perso sulle lume la ragione, una femmina senza cuore e traditore. Che mala spina, non ce n'è. Io quanti potevo pure io ma siccome non so come moglie, ma ci hai fatto mica. Avete ragione, ma io non sono stato a sentire nessuno, i consigli di nessuno, e la mamma mia ha agnato lacrime sangue questo fatto. Non ce n'è, ma io mi muore di sete. Tengo fame, ma non si può chiamare nessuno, capito? E beh, l'acqua è venuta. Niente, è venuto. L'ultimo schizzaggio tutto il vero. A chi volete chiamarci? Questo è l'uomo che viene, cagli trase, non ti esci più. Chi? Ma mi piace a che me ne va? Già, state un bar. Dice, ma come da più un caffè, un caffè potrà, un pacchetto di sigarette, dai, la giacchetta e maniamo. Non scherzate, non scherzate. Ma se una cosa in tuo stomaco, tenga sto guaglione che hanno passato un brando qua, o se mi si può portare mia rigore. Ma come pure non parlo, non dici niente. Ma voi chiedete che sì. Ogni tanto serata mi metto a utilizzare qualcosa, guaglione. Oh, è un guaglione pulito, se no in tacello conmigo, non ci stai. Non ci stai in tacello conmigo, è pulito guaglione. Era un buon guaglione. Solamente che avevo visto fatti mamma mia, sapete, non ci ha neanche domandato perché si trova qua. Ma tu? Ma perché stai qua tu? Per salvare mamma mia, non ce n'è. Sapeva fare un'operazione importante ad oggi. Ci voleva una soldi. E colpatemi il padre. Sono l'unico che poteva fare, non c'è niente. Allora sono stato costretto, non c'è nada a fare tutto. Ma mi hanno arrestato. E mo come faccio? Come faccio a salvare mamma mia? Me lo chiedi, poi mi fai chiedere pure a me. Non ti preoccupare, che tu sei minorenne, sicuramente ti daranno la libertà provvisoria, non ti possono mettere il cantino. Io ho 14 anni, come stai il cantino tu? E mamma dove appena ti viene, la passa tutta la malattia. E mamma quando non hai figli per salvare, capito? Come non va a buffarsi? Un nervosismo, perché si è fatto cuore quando è... Come bene? Ma no, ma ci voluto ammazziato, perché la verità è più Grisha! Poi, la facciamo chiedere. Grisha! Sì, ma non ce ne sia ricordato di me. Voglio fare più la famosa in canoffi. Voglio parlare da cancellate, capito? Alla mano, picciura! Alla mano, picciura! Ma, voglio... Mi sta andando. Ah, ma è pizzica triglia, lo si va.
Insomma, avete fornito. Ma la volete finire? Cartato volontario, che ci arrestano! E la mia forza è cure. Buio del culo. Addosso. No, la forza. Grisha! Sì, te lo stai chiamando. Ma dove è? Come sei? Sì! Come stai? Una schifezza. Ma dove è? Grisha! Come sei? La bellezza! Ma perché mi davanti sempre se ci sei? Perché la cancella è troppo alta qua. Un cazzo si vuole tu sta aspirato o no? Ma dove è? Bene! Ma una biancheria pulita, capito? La casa nei pulce. Sì! A biancheria pulita! Bravo! Oh, capisci tutte cose, Gennarino? È chiarissimo. Ma dove è? Grisha! Dammi un assassinello di moto e fammi sapere un marito a che sta. Grisha! Non ti preoccupare! Con scemo sei piazzata! E capa foscia, alla stava. La molla, Gennarino. Chiama. Ma dove è? Grisha! Ma dove? Mettimi un buon avvocato, hai capito? Non ti preoccupare! Momento. Oh, Gennarino. Momento. Avvocato, momento. Ma dove è? Grisha! Come sei? Una bellezza! Ma come si sente bene? Ma che ci sta come si sente? Quello è un fatto televisivo, capito? Questa televisione, sì. Chi sta in un canale, per esempio? E in un canale non è che l'ha polato. Non solo, No, è un canale spolato. È spolato. Allora la voce si intromette a te, poi arrivi a vedere chi è mugliere. Ma mamma mia, a parlare con lui su lì e tu. No, lo metto l'avvocato. Ma dove è? Grisha! Tu mi sei? Ma come hai pigliato sotto? Ma che te ne vai? Lasciami 100.000 lire a porta, hai capito? Poverita! Voglio zitto zitto, continuare un po' di silenzio che non sento. No, non so parlare di ciò. Non si sa qui la cancella. Ma dove? Grisha! Tu mi sei? Sì! Ma che te ne vai? Lasciami 100.000 lire a porta, hai capito? Ma che stai dicendo? Voglio, per favore, ti ho pregato un po' di silenzio. Continuare in silenzio che non sento. Ma dove? Grisha! Ma che te ne vai? Lasciami 100.000 lire a porta, hai capito? State buono! Saluto pastore! Ma come si può fare? Sta disgraziata ha capito tutte cose, solo fatta la 100.000 lire, non l'ha capito. Vabbè, lei ha capito tutte cose. Ha capito tutto, ha capito. L'avvocato tu metti. Tutto. A 100.000 lire non l'ha capito. Niente, come si Non l'ha fa? capito. A volpe. A volpe. Mamma mia, volpe, ma io, su, a volpe! A volpe. Dove sta tu? Lo secondino, lo superiore. Ah, superiore. Ah, stiamo in dopo lei. In petto, In petto. Gennarino Buonacorte,
c'è una lettera per te. Grazie. Prego. Stamattina mi scordavo dei datteri. Grazie, superiore, grazie. Sentite, signora Volpa? Che fuoco? Che fuoco? Chi fuma? Volpa? No, chi fuma? Fuma tu. Non fumando. Che fuoco? Che decessi? Che decessi? Ma la giurita, non dice. Ballaste, ballaste. Ma ti devi parlare? Ballaste. Io non parlo, sto parlando mo, ma come parli? Diceste, dite. Sentite signora Custode, visto tu guardaporta? Ma che guardaporta e guardaporta? Io guardi a sogno, capisci? Guardi a sogno. Io guardi l'Antonio. E allora sentite signora Guardia, per favore, siccome non voleva fare stamattina non ho mangiato, volesse due friariere miei troppo come capita cicci, una bella custatella, un brodo full, due maccarunacci, questi, dopo credo che guardatemi una cosa perché magna. Perché se crede possibile che sambata venga o ristorante che su cacciole, capisci? Che su poco di pena è? E non so, c'è perché. Che non si mangia, Si muore. che sei ciance, capisci? Sei ciance. 6 anni. Volesse pure un bicchiere di vino, o friariere. Bravo, mi piace. Volesse pure un chinotto. Facete un chinotto, mi piace. Volesse pure una bella canzone. Tutte cose, basta che sta male. Giuri, ma sentito male. Che caghi su cacciure. Vabbè, ma io volevo le savesine. Che non si mangia. No. Che si ciancia. Si ciancia, cacciure. Non ce l'ha in milagre, lo tengo a posto, perché tu non posso vedere. Qualche giorno chi sta capace di fare in galera a me? Ho scherzato, voi scherzate, ma intanto comandano loro. O superiore, o secondino. Chi è siciliano, capito? Ah, perciò dicevo ho deciso, non faccio. Parlano poco a rata mensile. Ma va a passare. I nostri Però sono simpatico, che fu, che decete, che facete? E chi fu, che lei chi fu? Che fu, dici, chi è stato? Ah, io ho capito chi fu. E queste cose di intonazione, però è simpatico. Ah, è simpaticissimo. Ma gente come fa in galera? Se è scrutata la lettera me la date poco, è simpatico, è simpaticissimo. La polizia invece avete pure a cantare. Ad avere il ristorante, un fiariello, o saticci la mamma. Divertente, è un sicilianuzzo divertente. Divertente è una portata mia, tu dici? Dobbiamo morire uno che ma io le cose così. voglio un pigliatore, tutto lo mangiamo. Mi chiedono la tua parte, ma ci la quarta in anzi. E mangiamo. No, mammarella mia, no. Che è stato, non ce n'è? Sta male la mammarella mia. È mora, mamma. Senza avere un figlio suoi. Facite masci a cadere. Calmato, non ce n'è. Superiore! Facite masci! Facitemi a passare, mamma mia, superiore!
va